Luogo straordinario di accoglienza di studenti e docenti universitari in questa giornata padovana è la Basilica del Santo, in cui è particolarmente viva, attuale ed efficace la testimonianza dello straordinario predicatore del Vangelo e insigne taumaturgo Sant'Antonio, sacerdote e dottore della Chiesa, le spoglie del quale sono meta incessante di pellegrini provenienti da ogni parte del mondo. Chiamati fin dall'alba della creazione a partecipare alla vita divina, gli uomini trovano in Cristo la via che conduce al regno, ed esso, nella liturgia odierna, è come un re che invita alla festa per le nozze del figlio suo. Prepariamoci con gioia, rivestendoci della sua stessa grazia. Presiede la celebrazione Monsignor Antonio Mattiazzo, arcivescovo di Padova. Concelebrano padre Enzo Poiana, rettore della Basilica del Santo, Monsignor Bruno Stenco, direttore nazionale, e Monsignor Edmondo Lanciarotta, responsabile regionale della pastorale universitaria, con altri sacerdoti incaricati del servizio pastorale in università. Diacono Franco Lazzaro. I canti sono eseguiti dal coro degli universitari cattolici di Padova, diretti da Davide Fagherazzi, Francesco Romano. Il servizio liturgico è prestato dai chierici del santuario, diretti da padre Andrea Massarin, cerimoniere della Basilica, e don Ruggero Toldo, cerimoniere vescovile.